Foto e video pedopornografici scaricati dal web e anche autoprodotti, atti sessuali con bambini che gli venivano affidati da genitori ignari che si erano fidati di lui e del suo curriculum di babysitter che divulgava attraverso siti internet e giornali. È il materiale sequestrato dalla squadra mobile di Padova nel computer e nel telefono di un 27enne padovano arrestato e indagato per detenzione di materiale pedopornografico. Una storia raccapricciante, quella emersa dalle indagini dei poliziotti, iniziata dopo una segnalazione di abusi sessuali subiti da un bambino padovano. Nella perquisizione a casa del 27enne, che lavorava saltuariamente come babysitter, sono stati sequestrati 2 telefoni cellulari e 2 computer, dove sono state rinvenute migliaia di foto e video dove venivano ripresi atti sessuali con minori. Sono purtroppo emerse migliaia di immagini e video a contenuto pedopornografiche, probabilmente una parte scaricata da internet, e però sono stati così individuati centinaia di file relativi a foto e immagini autoprodotte con esplicite violenze sui bambini vittime appunto di appena 4, 5, 6 anni, quindi è scattata appunto l'arresto in flagranza. Nei file registrati con il suo cellulare il 27enne si riprende mentre compie atti sessuali espliciti con bambini anche di 5 o 6 anni. Gli ultimi video addirittura risalgono a pochi giorni prima della perquisizione, ma ci sarebbero filmati di anni precedenti. Le indagini della polizia continuano con l'analisi di questo materiale per cercare di identificare le numerose vittime che l'arrestato avrebbe avvicinato lavorando come babysitter, attività che svolgeva fin dal 2019. Si tratta dal 2019, quindi parliamo di 7 anni, e qui c'è l'altro aspetto che ci sta particolarmente a cuore, perché adesso si tratta di individuare questi bambini, soprattutto cercare poi di intervenire, quindi oltre all'aspetto giudiziario, per cercare di intercettare, quindi individuare questi bambini vittime di queste violenze. Il 27enne è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico e portato in carcere.